Grazie alle immagini delle telecamere, la Polizia Locale di Venezia individua l'autore di 4 spaccate a Mestre. È uno straniero senza fissa dimora. Dopo l'offerta del sindaco Brugnaro di un risarcimento per le spaccate, i commercianti annunciano di volersi unire per fare richieste comuni sulla sicurezza. 3 arresti domiciliari disposti dalla Guardia di Finanza di Venezia per il fallimento del centro commerciale Toma Santa Maria di Sala, sequestrati anche quasi 7 milioni di euro. Domani Venezia tornerà a fare i conti con l'acqua alta. Alle 9.55 previsti 115 centimetri di marea, sarà attivato il Mose. Grande folla nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia per l'ultimo saluto. Giulia Ramelli sepolta dalla neve sul Nuvolau, ultimo viaggio in gondola. ACTV pubblica il bando per realizzare nuove navi traghetto, porteranno 50 auto, saranno consegnate nella primavera del 2025 per una spesa di 32 milioni. Terza edizione di Volare oltre lo sport, 4 lezioni speciali organizzate dalla CGA di Mestre, studenti con i professori sulle Dolomiti, lungo il fiume Sile e al Circolo di Vela. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però una comunicazione di servizio. Come avrete visto, ci sono stati problemi tecnici nella messa in onda del telegiornale del Veneto. Lo riprenderemo subito dopo l'edizione di Treviso, quindi poco dopo le 8. Restate quindi con noi. La cronaca dal veneziano, le immagini delle telecamere sono state davvero decisive. La Polizia Locale di Venezia infatti ha individuato l'autore di almeno 4 spaccate avvenute nelle ultime settimane in centro a Mestre. I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati decisivi e l'incubo delle spaccate potrebbe allontanarsi se non fermarsi del tutto, almeno per una parte della lunga serie di danneggiamenti e furti avvenuti nei negozi, nei bar e nei ristoranti di Venezia, Mestre e Marghera. La polizia locale ritiene di aver trovato l'autore. È stato infatti individuato, identificato, fotosegnalato e denunciato all'autorità giudiziaria uno straniero senza fissa dimora, sospettato di essere l'autore di almeno 4 episodi di furti con violenza, le cosiddette spaccate alle vetrine. Gli agenti, tempo fa, l'avevano identificato durante lo sgombero di un immobile occupato e ora l'hanno riconosciuto dalle immagini delle telecamere pubbliche e di quelle private delle vittime delle spaccate. Il mio ringraziamento va alla Polizia Locale e al Servizio Sicurezza Urbana che con 4 attività investigative supportate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare, individuare e segnalare all'autorità giudiziaria il sospetto autore dei furti nell'area centrale di Mestre. Il lavoro della Polizia Locale e di tutte le forze dell'ordine nel territorio comunale è capillare ed è finalizzato alla sicurezza e alla serenità dei nostri concittadini. I colpi sono 4 e riguardano lo sfondamento delle vetrine di 3 negozi e locali e dei finestrini di un'auto con successivi furti. Il primo episodio, in ordine di tempo, riguarda 2 furti avvenuti in un esercizio commerciale a distanza di pochi giorni, entrambi documentati da filmati di videosorveglianza interna. Dopo la denuncia di furto con scasso presentata dai proprietari al Servizio Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Venezia, il nucleo scientifico ha analizzato i filmati che mostravano il sospettato mentre rubava materiale dai locali colpiti dopo aver infranto la vetrata con un tombino. Intanto, dopo l'offerta di un risarcimento da parte del sindaco di Venezia Brugnaro, i circa 40 commercianti colpiti dalle spaccate stanno pensando di riunirsi in associazione per dialogare sia con il comune che con le forze dell'ordine. Una bella iniziativa, ma non basta. Questa in sostanza è la risposta dei commercianti e ristoratori di Venezia, Mestre e Marghera, all'offerta del sindaco Luigi Brugnaro di risarcire la metà dei danni subiti fino a un massimo di 2.000 euro dopo la raffica di spaccate che ha travolto la città nelle ultime settimane. Benissimo quello che dice il sindaco. Benissimo quello che dice il sindaco, ringraziamo per il suo interessamento, però bisogna cercare un attimino di dare una sicurezza maggiore ai cittadini, agli operatori economici. Questo storico imprenditore, attivo dal 1936, si è attrezzato con assicurazione, vigilanza privata, telecamere interne, vetrine antisfondamento che in effetti hanno resistito all'assalto dell'altra notte. La richiesta forte però
al di là dell'apprezzabile offerta del sindaco, che tutti condividono, è quella di liberarsi della criminalità di questo quartiere, dedita soprattutto a prostituzione e spaccio. Oltre a quello c'è anche la pericolosità, perché alla sera noi quando usciamo dalle nostre attività abbiamo paura, perché alcuni di noi sono stati scippati. Anche lei? Anch'io. Una quarantina gli esercizi commerciali colpiti con i tombini, che ora stanno pensando di riunirsi in associazione per avere un filo diretto con le istituzioni. Con l'occhio col presidente del quartiere e anche con le forze dell'ordine e le autorità preposte. Solo con illuminazione, controlli, presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con i cittadini, la sera si potrà tornare a chiudere i negozi e passeggiare per le strade senza paura. C'è anche una condanna per sfruttamento del lavoro tra quelle decise dal Tribunale di Venezia contro alcune aziende albanesi che avevano lavori in subappalto alla Fincantieri di Marghera. Sfruttamento dei lavoratori e false fatture. È arrivata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia la sentenza di primo grado con rito abbreviato su una serie di episodi che riguardavano alcune società che lavoravano in subappalto per la Fincantieri di Marghera, società gestite da imprenditori di nazionalità albanese, e per questo definito il filone albanese di un'inchiesta molto più ampia che prevede anche un cosiddetto filone bengalese legato appunto a ditte subappaltatrici di quella nazione e un'inchiesta che coinvolge anche dirigenti della Fincantieri. Per noi vuol dire molto, perché vuol dire che c'è qualche magistrato che incomincia a darci ragione, perlomeno i giudici che stanno certificando che c'è un sistema, noi definiamo marcio all'interno della Fincantieri, che non fa altro che ripercuotersi poi sulle condizioni di vita e di lavoro di centinaia e migliaia di lavoratori. Una sentenza che prevede 13 condanne per un totale di 17 anni di reclusione e contro la quale ovviamente potrà essere presentato l'appello. La sentenza prevede anche la confisca di oltre 1 milione di euro e la novità è una condanna per sfruttamento dei lavoratori. È un messaggio per i lavoratori che non bisogna mai mollare, che devono rivolgersi alle organizzazioni sindacali per far valere i loro diritti e soprattutto l'importanza anche del messaggio che arriva, ripeto, anche alle imprese, che questi atti di illegalità non sono accettati. Gli imputati sono 9 albanesi e 4 italiani, tra cui un consulente del lavoro, assolto un albanese di 65 anni. Andiamo a Santa Maria di Sala per il crack del centro commerciale Tom. Sono stati arrestati 3 ex amministratori della società. 3 arresti domiciliari. Aperto un nuovo capitolo nell'inchiesta sul fallimento del centro commerciale Tom di Santa Maria di Sala. Su delega della Procura di Venezia, infatti, la Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 3 indagati. Arrestati 3 ex amministratori di Mira, Castelfranco Veneto e Lignano Sabbiadoro, tutti legati con vari ruoli alla società del centro commerciale Tom. Dopo un primo rigetto da parte del GIP a seguito dell'impugnazione della Procura, la misura cautelare è stata invece disposta dal Tribunale per il riesame ed ora confermata dalla Corte di Cassazione. Una complessa attività investigativa diretta dalla locale attività giudiziaria che ha permesso di raccogliere elementi indiziari a carico degli amministratori, sia di consentire alla Procura di richiedere al Tribunale il fallimento della società. Oltre agli arresti, disposto il sequestro preventivo per quasi 7 milioni di euro, provvedimento già eseguito a giugno dello scorso anno, permettendo di cautelare 11 immobili nelle province di Venezia, Udine e Treviso, 3 automezzi, quote societarie e disponibilità finanziaria riconducibili agli indagati. La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo strapina di gente questa mattina per l'ultimo saluto a Giulia Rameli, la veneziana 34enne maestra di sci travolta e uccisa da una valanga sopra Cortina. Un sole caldo ha accolto questa mattina Giulia Ramelli per l'ultimo abbraccio profondo. Le cime delle montagne custodivano il suo sogno, diventato poi realtà, di essere istruttrice di sci. Venezia è sempre rimasta un pezzo del suo cuore. Così, questa mattina, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo non è riuscita a contenere la commozione di tutta la città e di tanta gente, arrivata fino al campo esterno a rendere omaggio alla giovanissima istruttrice di sci, uccisa da una valanga che l'ha travolta sul Nuovo Rao sopra Cortina d'Ampezzo. In rappresentanza del sindaco di Venezia è intervenuto alla celebrazione il consigliere comunale Aldo Reato, il ricordo della presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Quando finisce il viaggio della vita di una persona, soprattutto quando è così giovane, è sempre difficile trovare le parole giuste, perché il primo sentimento che proviamo è un grande senso di vuoto e di smarrimento.
La città di Venezia si unisce e partecipa con commozione al dolore della famiglia di Giulia e di tutti coloro che la amavano e che l'ameranno per sempre. La celebrazione è stata presieduta da Don Filippo Gorghetto, coordinatore dell'Oratorio Salesiano di Castello Leone XIII, dove Giulia è cresciuta e concelebrata dal parroco di Zampirolo. Nell'omelia Don Filippo si è rivolto come in una lettera a Gesù e ha richiamato il bisogno di Giulia di provare emozioni forti, il grande senso di libertà che la ispirava. Tutti si sono stretti alla famiglia. Poi il ricordo degli amici, l'omaggio del suo professore di italiano. Prima dell'ultimo viaggio in gondola, fino al cimitero di San Michele, in Isola, dove Giulia riposerà per sempre. Resti vivo in tutti noi il ricordo di questa giovane donna, la cui vita si è conclusa così tragicamente troppo presto. Il veneziano Beppe Caccia, capomissione di Mediterranea, annuncia da Trapani che è ormai prossima la partenza della nave Mare Ionio, l'unica ONG battente bandiera italiana per portare soccorso in mare. L'annuncio arriva direttamente da Trapani, dove si trova già a bordo della nave Mare Ionio, ormai prossima a tornare in mare nel Mediterraneo centrale per portare soccorso ai migranti. Si attendono ora solo le ultime visite ispettive della Capitaneria di Porto, prima dell'ultimo via libera alla partenza. Il veneziano Beppe Caccia è più determinato che mai. Sono nel porto di Trapani a bordo della nave Mare Ionio di Mediterranea, che stiamo preparando per la nostra prossima missione in mare. Dal capo missione arrivano alcune bordate molto chiare al governo, prima tra tutte l'assenza della maggioranza nelle ultime audizioni parlamentari. Alle commissioni parlamentari, dove ad ascoltarci c'erano solo i deputati dell'opposizione, abbiamo ribadito quella che è la nostra posizione insieme alle altre organizzazioni non governative. Il decreto non può essere emendato, deve essere ritirato perché la volontà del governo sembra essere solo quella di contrastare, di ostacolare, di impedire l'attività della società civile nel Mediterraneo centrale. Poi la stoccata finale, in attesa di riprendere il largo. L'obiettivo è chiaro, non si vogliono avere tra i piedi testimoni scomodi, non si vogliono avere tra i piedi quelle navi che non soltanto salvano persone la cui vita è a rischio nella traversata tra la Libia e le coste italiane ed europee, ma soprattutto si vuole impedire quel lavoro quotidiano che stiamo conducendo ormai dal 2018 di denuncia delle sistematiche violazioni dei diritti umani che vengono operate dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, in realtà milizie finanziate dall'Italia e dagli altri governi europei che non salvano vite in mare ma catturano persone e le deportano. Domani Venezia tornerà a fare i conti con l'acqua alta, per questo è stata annunciata la messa in campo del sistema Mose, le paratoie a difesa della città per le 9.55 in base alle previsioni del centro maree del comune è prevista una massima di 115 centimetri. Sul nuovo protocollo fanghi è uscito il parere del Consiglio di Stato. Quando entrerà in vigore cambieranno le modalità di analisi dei sedimenti e ci sarà un meccanismo che consentirà un maggior conferimento in barena. Lo ha dichiarato il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio. Sarà previsto un iter di analisi più articolato e sarà perciò garantita la bontà delle analisi che vengono fatte, perché se ne occuperà una commissione apposita che sarà istituita prossimamente. ACTV ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la realizzazione di 2 nuove navi traghetto. Il servizio di ferribota tra le linee di navigazione è spesso finito sotto l'occhio del ciclone, delle critiche e delle polemiche degli utenti. ACTV corre ai ripari con un maxi investimento di 32 milioni di euro più IVA per l'acquisto di 2 navi traghetto nuove che entreranno in funzione operative in linee 17 tra il Tronchetto e il Lido a partire dall'estate 2025. Saranno bidirezionali e avranno motore ibrido diesel elettrico. Tra i principali sostenitori dell'operazione l'assessore comunale al bilancio alle società partecipate Michele Zuin, che commenta così. Sono 2 ferribotte per il Lido, per la tratta Lido-Tronchetto,
risolveranno molto probabilmente gran parte dei problemi che sono legati oggi alle code e alla capienza appunto in entrata e in uscita dall'isola. Le due navi traghetto avranno dimensioni simili all'ammiraglia Lido di Venezia, con una lunghezza di 55 metri e una larghezza di 15, una portata tra le 50 e le 60 autovetture a viaggio. Il bando per la progettazione funzionale esecutiva, costruzione e fornitura delle nuove navi traghetto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Consentirà anche di spostare ferryboat un po' più grandi sulla tratta Lido Santa Maria del Mare, e per cui il collegamento con l'isola di Pellestrina, che ha sicuramente bisogno di ferryboat più grandi. Questo investimento è di 32 milioni e si aggiunge a tanti altri investimenti che sta facendo AVM sul trasporto pubblico locale di navigazione. Torna la terza edizione di Volare oltre lo sport, 400 gli studenti interessati. Sport e inclusione insieme fanno magie e a volte mettono anche le ali. Torna con la sua terza edizione l'iniziativa Volare oltre lo sport, 4 appuntamenti dedicati all'attività sportiva, alla natura e soprattutto all'inclusione sociale, e protagonisti loro, i giovani del territorio. Iniziativa promossa e realizzata dalla CGA di Mestre anche a 4 mani, a 8 mani, direi anche a più mani, con tutta una serie di realtà del territorio e in particolare un testimone che è Moreno Pesce, in rappresentanza degli atleti paralimpici, che entra a tutti gli effetti nelle scuole del territorio del Comune di Venezia. Noi dobbiamo guardare soprattutto nelle scuole alla disabilità e alla diversità non come a una minaccia, ma come a una realtà che esiste, che fa parte della nostra società e che ci può anche arricchire, che ci può insegnare, che si può trasmettere, soprattutto di persona. Nessuna lezione frontale, poca teoria e tanta pratica. Parliamo di lezioni pratiche di vita, quindi dopo la prima lezione plenaria in aula magna seguiranno degli appuntamenti in uscita, e quindi si va in montagna e quindi si fa una pagaiata, si fa una ciaspolata, si fa un incontro appunto a San Giuliano. Sarà tutto molto diverso e più arricchente sicuramente. Lezioni originali e professori inattesi. Ad accogliere gli studenti infatti tra le montagne l'atleta paralimpico Moreno Pesce. Abbiamo un valore da trasferire, che è quello di far provare le persone a vivere emozioni ed esperienze con la disabilità. Disabilità che Moreno conosce dall'età di 21 anni. Può succedere a tutti, Io non dico, è successo a me, che non avrei mai pensato da giovane di trovarmi a 21 anni con una gamba amputata. In realtà adesso sono 25 anni che ho la gamba amputata e 25 anni di emozioni e nuove scoperte ogni volta. In ultimissima battuta vi ricordo ancora una volta che subito dopo l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali andrà in onda l'edizione regionale delle 18:30, ovviamente in diretta, che è saltata a causa di motivi tecnici, quindi subito dopo Treviso l'edizione regionale. È tutto da Venezia, vi lascio al meteo, buon proseguimento di serata. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento. La fase meteo di stampo invernale entra nel vivo sul nostro territorio. Bel tempo e clima freddo. Il dettaglio di sabato 21 gennaio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, con cielo poco o parzialmente nuvoloso, venti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti e sulle Prealpi permane un marcato pericolo di valanghe grado 3 della scala di riferimento. Temperature in lieve calo, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra i 4 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà possibile una maggiore nuvolosità in corrispondenza dei monti. Altrove tanto sole e cielo sereno. Soffierà bora molto forte sulla costa. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con velature e locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sotto zero, massime sui 2-6 gradi all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.